Benissimo, grazie Gianluigi per l'invito e per l'organizzazione insieme alla sezione 7 Martiri Ampi di Venezia e il gruppo di Walter Cosina di Aziende Rosse di Venezia. Grazie davvero per questo invito, perché per noi è un piacere presentare questo libro in questa sede. Il libro La Repubblica delle Stragi è un progetto che è nato a cura di Salvatore Borsellino, casa editrice Paperfest del Fatto Quotidiano. Voi vedete a fianco a me 4 degli autori che hanno partecipato a questo progetto: Giovanni Spinosa alla mia sinistra, poi Federica Fabretti alla mia destra, Antonella Beccaria e Fabio Repici. Ve li presenterò man mano durante questo incontro, introducendo i loro interventi. Ci sono altri autori che non sono presenti qui oggi purtroppo con noi, però fanno parte di questa squadra che ha lavorato appunto a questo lavoro, e li voglio ricordare. Abbiamo Stefano e Nunzia Mormile, che sono i fratelli di Umberto Mormile, l'educatore carcerario ucciso l'11 aprile del 1990, e Giuseppe Lo Bianco, che è un giornalista del Fatto Quotidiano. Giuseppe Lo Bianco probabilmente molti di voi lo conosceranno al di là degli articoli del Fatto Quotidiano, perché è autore di un volume, di un libro molto conosciuto che si intitola L'Agenda Rossa di Paolo Borsellino, che ha scritto assieme a Sandra Rizza, e che è stato un testo fondamentale per le ricerche e per la storia del movimento Agende Rosse. Questo che presentiamo oggi è un racconto che abbraccia circa 15-16 anni di storia recente del nostro paese, dal 1978 al 1994. La Repubblica delle Stragi. Il sottotitolo recita testualmente: 1978-1994, il patto di sangue tra Stato, mafia, P2 ed eversione nera. Quello che abbiamo voluto fare con questo lavoro è cercare di dare una interpretazione, una nostra visione ad un racconto che collega diversi fatti di sangue, diversi crimini e diversi delitti. È un racconto, è una nostra interpretazione di questi fatti, che però è ancorata su dei dati concreti che emergono dai processi che si sono svolti per individuare esecutori mandanti di questi delitti. È un lavoro quindi che è rivolto a voi, ascoltatori e lettori, perché possiate approfondire questi argomenti, questi temi, valutare gli elementi che portiamo alla vostra attenzione, ma allo stesso tempo vuole essere un lavoro che possa essere anche uno spunto per chi, per dovere istituzionale, appartenenti alla magistratura, appartenenti alle forze dell'ordine, è chiamato ad indagare su questi crimini. Perché su molti di questi delitti, come vedremo fra poco, come sentiremo fra poco, non tutti gli esecutori mandanti ad oggi sono stati ancora individuati. Quindi è un racconto che si offre alla vostra interpretazione per questo arco temporale di 15 anni, su cui Giovanni Spinosa tra poco vi darà maggiori informazioni, e vuole essere allo stesso tempo uno spunto per chi, per dovere istituzionale, è chiamato alla ricerca della verità e a condurre le indagini. Qual è ovviamente il senso di tutto questo? C'è prima di tutto un'esigenza di giustizia per i familiari delle vittime di questi crimini e di questi stragi di cui trattiamo nel libro. Però bisogna tenere presente che questi fatti che si sono svolti tra il 1978 e il 1994 hanno avuto una fortissima incidenza anche sul nostro presente. Cioè non sono fatti chiusi e sepolti nel passato, ma sono fatti che influenzano tuttora la vita istituzionale d'Italia, ma anche la vita di ciascuno di noi, in modo estremamente concreto e diretto. Non è così semplice vedere questo legame tra fatti che apparentemente appartengono al passato e il presente.
ma oggi con gli interventi degli autori e con la lettura del libro noi cercheremo di rendere più visibile e più evidente questo legame. Partiamo subito allora col primo intervento di oggi, che è quello del dottor Giovanni Spinosa, attualmente Presidente del Tribunale di Ancona. Comincerà lui i lavori di oggi perché in realtà La Repubblica delle Stragi è la seconda parte di un racconto. La prima parte di questo racconto è un libro che è stato pubblicato nel 2012 e che si intitola L'Italia della Uno Bianca ed è stato scritto da Giovanni Spinosa. Questo perché Giovanni Spinosa entra in magistratura nel 1981, opera come sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Bologna e nel 1988 si occupa direttamente dei crimini commessi dalla Uno Bianca. Non so chi di voi si ricorda gli anni compresi tra il 1987 e il 1991 con riferimenti a crimini che sono stati commessi in particolare tra Bologna, la Romagna e Pesaro e che sono stati attribuiti a livello processuale sostanzialmente a 3 fratelli, 2 poliziotti, Roberto e Alberto Savi, e un camionista, il terzo fratello, Fabio Savi, con la collaborazione di altri 3 poliziotti. Però quello che è emerso da questa vicenda processuale, dalle vicende processuali, la verità sancita processualmente con sentenze definitive, purtroppo è solo una fotografia che attribuisce tutti questi fatti di sangue esclusivamente ai fratelli Savi e ai loro complici. In realtà, se uno analizza questi crimini, stiamo parlando di 82 delitti e 22 omicidi, più un centinaio di feriti. Se uno analizza con attenzione questi crimini, scopre che a diverse di queste azioni criminali hanno partecipato dei soggetti che non sono stati ancora identificati. Quindi è passata attraverso i processi una versione riduttiva di quello che è successo, che ha tranquillizzato sicuramente l'opinione pubblica, perché sono stati presi colpevoli, gli assassini. Molte delle armi che hanno sparato in questi delitti, ma non tutte, appartenevano effettivamente ai fratelli Savi, però manca ancora una parte della verità. Giovanni Spinosa già nel 2012, partendo dal lavoro che aveva svolto nel 1988 e negli anni successivi, ha approfondito proprio questi aspetti che non sono passati come avrebbero dovuto all'interno dei dibattimenti processuali. Questo perché purtroppo anche la direzione della Procura della Repubblica di Bologna all'epoca, parliamo del 1994-95, i Savi sono stati arrestati il 21 novembre del 94, si è appiattita su un'interpretazione che privilegiava la colpevolezza dei soli Savi e quindi il dottor Spinosa ha restituito le deleghe di indagine al procuratore capo per i processi in cui si trattava di questi crimini, non condividendo l'impostazione che veniva data all'attività investigativa della procura. Quello che emergeva era ad esempio una sorta di rapporto, di molteplici rapporti tra i fratelli Savi ed ambienti della criminalità organizzata, in particolare della criminalità organizzata di stampo catanese, Cosa Nostra, e di stampo camorristico, con riferimento al gruppo che faceva capo a Raffaele Cutrone. Ecco, partendo dallo studio di quelle vicende, Giovanni Spinosa poi è diventato Presidente del Tribunale di Teramo, attualmente Presidente del Tribunale di Ancona, però ha dato l'intuizione e lo spunto che è servito a noi per realizzare il libro La Repubblica delle Stragi. Quindi è questo il legame che lega questi 2 libri, estremamente forte. Vorrei quindi passare la parola a Giovanni chiedendo proprio per favore di darci una breve introduzione sull'arco temporale oggetto del nostro libro 1978-1994, con particolare riferimento ai crimini della Uno Bianca e al fatto e alla destabilizzazione per le istituzioni italiane che quella stagione di sangue della Uno Bianca ha comportato.